Promossa a pieni voti Busto, rimandata a Monza. Il big match del Palallende di Cinisello Balsamo consegna un verdetto chiaro. È la Unity Work, la vera anticonegliano di questo campionato. Lo dice la classifica e lo dice ancora di più l'1-3 con cui le ragazze di Lavarini liquidano Saugella. La gara nel punteggio è sempre, secondo set a parte, equilibrata, ma il pallino del gioco passa sempre da Orro e compagne. Tanto che la scelta per l'MVP di giornata, caduta su Bonifacio, 14 punti e 4 muri per lei, poteva essere più aperta che mai. Primo set molto spettacolare, vissuto sempre in equilibrio e chiuso al terzo tentativo da un errore di Meiners per il 24-26. Ortman parte bene ma non è da meno Herboz ed entrambi i centrali ospiti. Nella seconda frazione un 4-13 in avvio chiude ogni discorso, ben prima del 18-25 finale, ed anche il terzo, aperto 8-13, non sembra da meno, prima che Danesi e Ortman propizino il pareggio. Si va avanti ancora a braccetto, Monza risorge dal 21-23, chiude 28-26, con le due bande sugli scudi e il muro che fa male alle ospiti. Busto non accusa il colpo e continua a macinare gioco, con Lowe che segna tanto, 7 punti nel quarto set, quasi tutti in avvio, e sbaglia altrettanto. Le risponde Meiners con 6 attacchi e 2 muri nella frazione, e squadre sempre vicine. Sul 15-20 sembra finita, ma l'olandese di casa accorcia prima del gran finale di Herboz, che segna 3 punti nel momento decisivo per il 22-25. Busto si porta a casa la posta piena sulle ali dell'entusiasmo, mentre Monza interrompe a 5 la striscia di vittorie, mettendo a nudo aspetti su cui lavorare ancora.